Italy. Di nuovo in manette l'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero scoppia in lacrime al momento dell'arresto, denunciato per maltrattamenti dalla compagna di 47 anni. Strattata a 81 anni dall'appartamento in cui è nata e ha sempre vissuto perché la proprietaria, una marchesa di Mantova, vuole restaurare lo stabile di Dorsoduro a Venezia. Ed oggi è stata una giornata di solidarietà per Marcella, tanti veneziani che hanno voluto esprimere vicinanza all'81enne sotto sfratto e si sono mobilitati per lei. Tragica collisione tra due auto a Ceggia, nello scontro perde la vita un 53enne di San Stino di Livenza, per lui inutile ogni tipo di soccorso dei sanitari del 118. Messa la parola fine al processo sull'omicidio di Ezio Sankovic avvenuto nel febbraio 2016 a Trebasele, che la Cassazione condanna a 30 anni Renato Rossi di Martellago. Riapre dopo un complesso restauro il Sacrario Militare del Lido di Venezia, l'inaugurazione il prossimo 25 di ottobre. Giornata di esercitazioni della macchina della Protezione Civile al Parco San Giuliano a Mestre con la partecipazione straordinaria dello spazio dell'astronauta Luca Parmitano. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito nei titoli, Felicetto Manieri di nuovo in carcere con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna di 47 anni che è stanca di tanta violenza. Lo ha denunciato l'ex boss della Mala del Brenta, arrestato ieri grazie alla nuova legge sulla tutela delle donne che subiscono violenza dal nome Codice Rosso. Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta e da tempo residente a Brescia sotto copertura con una nuova identità, nuovamente arrestato e ora in carcere a Bergamo per aver picchiato la compagna. L'ex boss durante l'arresto si è anche messo a piangere. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP della città lombarda, il provvedimento scattato dopo la denuncia della compagna di 47 anni che ha raccontato di maltrattamenti fisici e psicologici che sarebbe stata costretta a subire da tempo. Maniero arrestato in base al nuovo Codice Rosso, cioè la legge introdotta ad agosto scorso che garantisce un rapido intervento a tutela delle donne che subiscono violenza. Da 7 anni Felicetto Maniero era tornato in libertà grazie alla sua collaborazione con la giustizia, decisa nel 1995 dopo l'ultima cattura a Torino. Maniero si era visto infliggere una condanna definitiva a 17 anni di reclusione, 11 per associazione a delinquere di stampo mafioso con rapine, traffico di droga e sequestri e 14 per 7 omicidi, dei quali il boss ne ha riconosciuti soltanto 5. Lo status di collaboratore però gli è valso il vantaggio del cumulo delle pene. Nel suo passato una scia di sangue che ha legato alla sua banda 17 omicidi registrati in Veneto negli anni 80, oltre a 2 rapine miliardarie ai danni del Casinò di Venezia e dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, dove era in partenza un carico di 170 kg d'oro. Ora Maniero in cella è in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sfrattata a 81 anni dall'appartamento in cui è nata e ha sempre vissuto, ma attorno ad una veneziana si sta stringendo un'intera comunità. Una volta c'era pieno di negozi qua, sì, adesso che non c'è più niente, ma una volta avevamo un negozio del mangiare e adesso che non abbiamo più niente. Il dramma è che qui tra poco potrebbe non esserci più neanche lei, che in questa casa di Dorsoduro, una 50 di metri quadri al piano terra in Calle San Gregorio, c'è nata. Il contratto di locazione è scaduto il 28 febbraio ed ora Marcella, 81 anni, è sotto sfratto. La proprietaria dell'intero palazzo, una marchesa mantovana, intende rimettere a nuovo tutto lo stabile. Dovrei andare via, ma penso che mi assa perché bisogna che si vergogna prima che vada via, se meglio che muora. Attorno a Marcella si sta stringendo un'intera comunità, stufa di assistere all'esodo dei propri abitanti. La celebre frase «una volta qui era tutta campagna» per Venezia si trasforma in «una volta qui era tutta città». A scomparire non sono gli edifici naturalmente, ma le persone, i negozi, in una parola il tessuto sociale, in un'incessante trasformazione turistica. La vita vera sopravvive a macchia di leopardo in chi come Marcella, quarta di 9 fratelli, in questa casa c'è nata e ci abita da sempre. Solo rancurato tutti i miei fratelli che erano piccoli
Per niente mia mamma così è morta nel 74, mi ha chiesto scusa. Sì, perché mi va a toccare ancora tutti i figli, né mia mamma, né i miei. Io non sono sposata. Marcella non sa darsi pace. Ha lavorato sempre come donna di servizio, vive con una pensione di 620 euro al mese, ma qui la conoscono e la vogliono aiutare tutti, non solo in questa vicenda, ma anche nelle piccole necessità quotidiane di una signora che non è più giovanissima e deve arrangiarsi in una zona che non offre quasi più servizi ai residenti. Negozi e farmacia non sono dietro l'angolo e tra un po' potrebbe mancare anche la casa. Ho lavorato sempre dappertutto, ho lavorato fino ai 78 anni e dopo basta, perché con sta gamba faccio fatica a stare in piedi. Hai capito? Non è che faccia... Io ho lavorato fino ai 78 anni, 2 anni e mezzo che non lavoro più. Ed oggi è stata una giornata di solidarietà per Marcella, tanti veneziani che hanno voluto esprimere vicinanza all'81enne sotto sfratto. È venuto comunque a manifestare la sua solidarietà. Certo che sono venuta, perché giustamente Marcella comunque qui in questa zona è un'istituzione. La conosco bene e mi dispiace, e poi mi dispiace che mandino via i vecchi, perché l'hanno già fatto col professore di greco qua. 101 anni e l'hanno cacciato via. Da quando la conoscevo da piccola, Venezia è stravolta, non è più la stessa. È un baraccone da fiera, non solo per causa dei turisti, ma anche degli studenti che fanno un chiasso impossibile nei campi. Si fa la fila per esprimere la propria solidarietà a Marcella, a pochi passi dalla casa da cui questa signora di 81 anni è stata sfrattata. Una processione di veneziani d'ogni età, professione, estrazione sociale, che hanno voglia di fare comunità, perché oramai è trasversare il fronte che si è formato in città davanti ad un'emergenza grave sempre più sentita. È sempre più difficile abitare a Venezia? Sì, è sempre più difficile perché non si trova casa, perché gli affitti sono in aumento, perché c'è un mercato immobiliare assolutamente drogato dalle locazioni brevi, dalle cosiddette affittanze turistiche, e perché c'è anche una gestione, diciamo così, un po' sconsiderata delle residenzialità pubbliche. Abituata da sempre a guardare oltre i confini, Venezia si conferma città internazionale anche in queste iniziative che coinvolgono i veneziani, per così dire, d'adozione, come questo gruppo di francesi. I negozi sono partiti. Ah sì? Sì. Che negozi hanno chiuso? I negozi sì, si sono chiusi, negozi simpatici. Stupisce, ma in fondo fa anche piacere che a preoccuparsi del futuro di Marcella o di Venezia più in generale ci sia anche chi arriva dal North Carolina. Peccato che al momento serva ancora poco. Ultimamente sono ancora di più i veneziani che se ne stanno andando. Sì, purtroppo al dato dell'anagrafe comunale le ultime 4 settimane sono 4 residenti al giorno. Speriamo che sia un picco momentaneo, ma questo è il dato delle ultime settimane e sono veramente tanti. Devono essere 30.000 in più. Ci sentiamo un po' presi in giro da questo punto di vista. Continuiamo con la cronaca. Violenta collisione ieri sera a Ceggia, perde la vita un 53enne di San Stino di Livenza. Tragico schianto a Ceggia venerdì sera verso le 19:30, dove nella collisione tra 2 auto ha perso la vita Diego Gobbo, 53 anni, di San Stino di Livenza, mentre alla guida della sua Renault Megane, come si vede da questa immagine, la sua auto, dopo essersi ribaltata, è finita in questo fossato nei pressi di via Pralevada lungo la provinciale 57. Inutili soccorsi, per lui non c'è stato niente da fare. Il conducente dell'altro veicolo, un 60enne di Sandona di Piave, è risultato negativo all'alcol test, ora è indagato per omicidio stradale. I veicoli invece sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ad effettuare i rilievi del caso i carabinieri di Sandona di Piave. Messa la parola fine al processo sull'omicidio di Ezio Sankovic avvenuto nel febbraio 2016 a Tre Basele, che la Cassazione condanna a 30 anni Renato Rossi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti di Renato Rossi, 69 anni, di Martellago, condannato in appello a 30 anni di pena per l'omicidio di Ezio Sankovic, manager della Moncler di Rubano, assassinato a colpi di pistola la notte del 1 febbraio 2016 a Tre Baseleghe, poco distante dagli uffici della ditta in cui lavorava. La sentenza della Cassazione è definitiva e chiude il caso. Renato Rossi, in primo grado, aveva scelto il rito abbreviato che gli ha consentito uno sconto di pena. Nel 2018
respinto l'appello, aveva confermato la condanna a 30 anni e ora anche la Cassazione. Rossi uccise il manager con 3 colpi di pistola alla testa, al culmine di una discussione avvenuta nell'auto della vittima. Un omicidio per motivi economici, visto che Stankovic aveva prestato 20.000 euro a Rossi, che non era più in grado di restituirli. I 2 uomini si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio di quel 1 febbraio, fuori dalla sede della Moncler di Trebaseleghe. Il manager aveva invitato Rossi a salire a bordo della sua auto per parlare, ma fatti pochi chilometri la lite era degenerata. Rossi, sceso dall'auto, aveva con sé una pistola e a bruciapelo aveva sparato alla tempia di Stankovic. 790.000 euro che si trovavano nel bagaglio di una passeggera di nazionalità cinese sono stati sequestrati dai funzionari dell'ufficio delle dogane nel servizio all'aeroporto Marco Polo. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi in collaborazione con la Guardia di Finanza. La donna, che non aveva dichiarato il denaro contante, stava partendo con destinazione Hong Kong. L'origine dei capitali al vaglio dell'autorità giudiziaria lagunare. Pochi controlli su plateatici e bancarelle a Venezia. A sollevare la questione in Consiglio Comunale il PD, che chiede non senza polemiche come vengano impiegati i nuovi agenti assunti nella polizia locale. Sentiamo. Segnalano cittadini ma anche commercianti stessi che vengono oscurati dai plateatici piuttosto che dai banchetti di inviare non solo segnalazioni alla polizia locale, ma anche non solo tramite telefono ma anche tramite PEC, e non ricevendo alcun tipo di riscontro né alcun tipo di controllo ovviamente al plateatico fuori regola o al banchetto che viene posizionato oppure di dimensioni diverse rispetto a quelle previste da regolamento. Plateatici e bancarelle, 2 costanti del paesaggio urbano veneziano, ma anche in alcuni casi 2 spine nel fianco dei cosiddetti criteri regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico del comune. Se le regole non sono sempre rispettate, sostiene la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, bisognerebbe ci fossero più controlli. È evidente che i controlli dei vigili non ci sono e non capiamo dove siano tutti questi vigili che vengono assunti, perché i cittadini assolutamente non ne stanno vedendo all'interno dei territori, in particolare nella città antica, per il controllo appunto al quale sarebbero preposti, cioè i vigili urbani dovrebbero servire a questo, non ad altro, ma evidentemente ci sono per l'amministrazione altre priorità, quelle della sicurezza, che d'altronde non si sono risolte, quindi probabilmente la ricetta di questa amministrazione è assolutamente sbagliata. 2 le domande poste agli assessori competenti. Primo, a chi spetta il controllo della corretta applicazione del regolamento? Secondo, quante verifiche e controlli sono stati effettuati negli ultimi 4 anni e con quali risultati? L'esercente dovrebbe apporre delle segnature per indicare il plateatico, in modo tale che i vigili, piuttosto che anzi lo stesso cittadino, possa verificare la reale consistenza del plateatico stesso. Moltissimi, non la maggior parte, ma comunque moltissimi esercizi non ce l'hanno. Questo va a discapito non solo dei cittadini, che ovviamente non possono verificare e si vedono sottratti alle volte spazi pubblici, ma anche di tutti quegli esercizi che rispettano le regole. A 35 anni dal ritrovamento della Torre Romana nel canale di San Felice a Venezia, un'interessante pubblicazione di Franco Tonello ricorda la stupefacente scoperta resa possibile da un profondo lavoro di ricerca. Il punto su cosa ancora resta da fare in questo servizio. Un paziente lavoro di ricerca e recupero storico, che è un patrimonio prezioso, alla scoperta di una Venezia subacquea che ha posto le basi per la città di oggi. Un volto della città meraviglioso, ma ancora poco conosciuto, anche dai veneziani. A 35 anni esatti dalla scoperta della Torre Romana nel canale di San Felice a Venezia, un'interessante pubblicazione di Franco Tonello, stampata anche con il supporto dell'Associazione Hauser di Venezia, ripercorre lo stupefacente ritrovamento impensabile per l'epoca di questa Torre Romana nell'agosto del 1984. Si tratta in buona sostanza della storia di un rinvenimento di un manufatto di epoca romana giacente a 3 metri sotto il mare, in realtà è nel canale di San Felice. La cosa molto bella ed entusiasmante è che si tratta di una delle prime strutture dell'epoca rinvenuta nella laguna di Venezia.
Tra i presenti all'incontro nella sala San Tommaso in campo San Giovanni e Paolo a Venezia anche lo studioso Luigi Fozzati, ex sovrintendente molto stimato in città. Tutta la corrispondenza che è stata fatta con la soprintendenza archeologica sull'epoca, stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ha dato il via ad una serie di ricerche condotte dalla soprintendenza all'interno della laguna di Venezia che ci ha portato oggi come oggi alla realtà che stiamo vivendo. Molto lavoro resta ancora da fare. È da ricostruire tutta la mappatura dei siti, grazie al volontariato fatto all'epoca da Ernesto Canal, che fu ispettore onorario della soprintendenza, e poi dal gruppo del quale questa sera abbiamo sentito parlare, si sono potuti cucire tutta una serie di tasselli di puzzle che ci hanno dato delle notizie, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Riapre dopo un complesso restauro il Sacrario Militare del Lido di Venezia, l'inaugurazione il prossimo 25 di ottobre. Dopo un complesso e lungo restauro riaprirà il prossimo 25 ottobre il Tempio votivo del Lido di Venezia. Qui riposano, in un ideale abbraccio di pace, circa 3.000 caduti delle due guerre. L'inaugurazione del Tempio votivo è sicuramente un momento interessante e importante per tutta la comunità del Lido. Ricordiamo che sono dei lavori che sono iniziati diversi anni fa, seguiti inizialmente dall'ufficio tecnico della municipalità e poi direttamente anche dal comune, in particolare dal settore dei lavori pubblici. A rendere possibile un articolato e importante restauro, costato 1.300.000 euro, un cospicuo finanziamento della Regione Veneto nell'ambito delle iniziative per il centenario della Grande Guerra. È giusto ringraziare per questo la Giunta regionale, è stato un investimento veramente importante. L'edificio ospiterà anche un centro di studio e ricerca multimediale sulla storia della Grande Guerra. Sarà aperto al pubblico grazie a una convenzione sottoscritta tra l'Ente Onor Caduti di Roma, la Diocesi Patriarcato di Venezia e il Comune. Al fine di avere una gestione partecipata che possa consentire ai cittadini di sentire quel luogo come un luogo proprio, ricco di sacralità e che deve essere rispettato, ma anche come un posto dove finalmente i cittadini possono magari sviluppare delle attività culturali che non farebbero altro che accrescere il prestigio stesso di quella struttura. Giornata di esercitazioni della macchina della protezione civile al Parco San Giuliano a Mestre, con tutte le forze dell'ordine e la partecipazione straordinaria dallo spazio dell'astronauta Luca Parmitano, e domani si replica in piazza Ferretto. Nell'esercitazione con tutti gli uomini e le donne della protezione civile anche il disinnesco di un ordigno. Anche gli artificieri dell'esercito italiano al Parco San Giuliano di Mestre per la simulazione di interventi. Invece i volontari che vedete a bordo campo, in divisa giallo-blu, stanno dando il loro supporto su indicazione ovviamente dell'esercito, degli artificieri, per fare un cordone di sicurezza. Un'intera giornata con tutte le forze dell'ordine per dimostrare concretamente alla cittadinanza il loro impegno nel garantire la sicurezza e nel gestire le emergenze. Tanti uomini, operatori, enti diversi, dalle forze di polizia a quelle civili, a quelle sanitarie, insomma veramente un momento importante per stare a significare l'informazione su quello che ci riguarda a partire dalle mura domestiche. Con la gioia anche di più piccini che hanno avuto la possibilità di scoprire l'elicottero della Polizia di Stato. Le unità cinofile antidroga, antisabotaggio e quelle nel soccorso alle persone contro gli altri. Zoe, pastore tedesco di 6 anni e mezzo, quindi il giovane Golden Retriever Jack e il pastore belga di 5 anni Astor, già in missione ad Amatrice. Nelle dimostrazioni di logistica generale, i sommozzatori, il 4 Battaglione Carabinieri Veneto, la Guardia di Finanza, i lagunari del Reggimento Serenissima, il SUEM 118 con la simulazione di una maxi emergenza sanitaria, i Vigili del Fuoco con un soccorso tecnico urgente per alluvione, la Capitaneria di Porto e l'organizzazione di volontari attivi nel territorio.
Grazie ai radioamatori di Mestre ci ha fatto letteralmente sognare la diretta dallo spazio con l'astronauta Luca Parmitano. Racconta come si vede il cielo dal suo osservatorio. Le stelle hanno colori diversi, possono essere più gialle, più rosse, più azzurre e da qui si vedono bene. Il vantaggio della radio è questo, quindi nei primi momenti del pericolo utilizzare la radio è fondamentale per sapere com'è la situazione nei vari punti. Giornata, over. Da Venezia è davvero tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona domenica. Benvenuti al Meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo generalmente asciutto, anche se non si esclude qualche fenomeno. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto in prevalenza sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per occasionali annuvolamenti sui rilievi dove sarà possibile anche qualche piovasco in giornata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti tra i 19 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con occasionali acquazzoni sui monti, vedete, mentre altrove sarà asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 20 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo qualche piovasco sparso, tuttavia alternato a spazi maggiormente asciutti e soleggiati. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 17 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.